Questo è un inizio perché la campagna è stata portata avanti prevalentemente, specialmente il questionario, per raccogliere e quindi avere una documentazione statistica di questo problema. È paradossale, ma nemmeno l'Agenzia delle Entrate ha un piano chiaro, una visione chiara della situazione degli alloggi universitari, ma anche privati. E dunque da qui nasce la nostra necessità di avere una vera e propria diciamo, documentazione statistica del problema. La soluzione ovviamente è quella di andare a creare nuovi alloggi, nuovi posti letto per gli studenti che siano prevalentemente pubblici, perché UDU, così come la CGIL e il SUNIA, ovviamente prediligono una soluzione che sia pubblica, cioè il diritto allo studio deve essere consentito e per chi è fuori sede diciamo, la principale evoluzione del diritto allo studio è proprio l'alloggio. Quindi se non diamo la possibilità agli studenti di avere degli alloggi pubblici a disposizione e li spingiamo verso il privato, viene meno quello che è il principio del diritto allo studio.